Ciao bellissimi, bentornati. Oggi vediamo l'ultimo capitolo della playlist della serie di video legate alle creature leggendarie in Friuli Venezia Giulia. In realtà ce n'è ancora un paio di cui potremmo parlare, però ne ho parlato abbondantemente nel viaggio che ho fatto in giro per il Friuli, che ho chiamato proprio alla ricerca delle Aganis. Quindi se vi interessa sapere di più su Guriuz e Aganis, vi lascio il link alla playlist con quei viaggi e all'interno di quei video trovate molti racconti legati a queste creature. Oggi, anche su richiesta specifica da parte di una delle persone che segue i miei video, voglio parlare delle Streis, quindi delle streghe del Friuli. Prima di iniziare con il solito "ma che cosa sono le Streis?", vorrei sottolineare il fatto che le streghe hanno veramente tantissime particolarità, ci sono tantissime caratteristiche, sarà impossibile parlare di ogni piccolo dettaglio. Come sempre vi faccio un riassunto, quindi se c'è qualche informazione magari incompleta o se manca qualche informazione è normale, perché veramente ci sarebbero tantissime cose di cui parlare, potrei fare un video da un'ora, ma devo riassumere in 8 minuti, quindi vi racconterò le cose più specifiche, più importanti, diciamo quelle che le caratterizzano di più, e magari quelle un po' più curiose, più interessanti. Ma quindi chi sono le Stries? Sono le streghe del Friuli, e le si riconosce in particolare fisicamente perché molto spesso vengono descritte come vecchie, coi capelli molto arruffati, magari deformi, quindi un po' storte, gobbe, e brutte, arcigne, cattive, ma non sempre. A volte possono essere anche delle giovani donne molto belle. Quindi bisogna fare attenzione. Dopo parleremo del perché è difficile capire se una donna è una strega oppure no. Comunque la cosa che le accomuna è il fatto che abbiano dei poteri particolari, poteri speciali. Molto spesso venivano viste come streghe anche solamente perché avevano delle competenze, delle conoscenze in più rispetto alle donne dell'epoca. Decenni fa magari c'era una società più maschilista e quindi le donne con un'intelligenza diciamo superiore alla norma venivano identificate come streghe. Molto spesso magari delle conoscenze legate all'erboristeria, perché con le erbe facevano i filtri, facevano le pozioni. E i poteri delle streghe in realtà spaziano in diversi campi. Tutti quanti abbiamo sentito parlare del malocchio, delle fatture, quindi di tutti quegli incantesimi che portavano le persone ad ammalarsi o addirittura a morire. Quindi abbiamo un lato negativo, un lato veramente dove si nota la cattiveria della strega che vuole fare del male, però da un lato le sue competenze erano anche utili. In particolare il motivo principale era il filtro d'amore. La strega poteva aiutare le altre persone a farsi innamorare. La strega poteva aiutare le altre persone a far innamorare qualcuno di loro. In particolare ho letto questo brano che era molto divertente e interessante, parlava del fatto che nello specifico della Carnia, in particolare in questo testo si parlava di Paularo, c'era la credenza che bastasse aggiungere a del caffè liscio qualche goccia del proprio sangue, ma non del sangue normale, del sangue durante il ciclo. Addirittura viene scritto che bisognava strizzare il panulin, quindi l'attuale assorbente. Dare questo caffè con queste gocce di sangue alla persona che si vuol far innamorare, al ragazzo, e questo sarebbe il filtro d'amore. Fa un po' schifo, però funzionava. Quindi, come vediamo, la strega è una figura ambivalente, il capro espiatorio al quale affibbiare tutte le colpe di tutti i mali di questo mondo. Il tuo bambino è gracile? Ah, allora la strega gli ha succhiato il sangue mentre stava crescendo. Hai una malattia che non ti passa? E la strega ti ha fatto una fattura. Però è anche utile nel momento del bisogno, quindi vuoi fare innamorare una persona, chiedi alla strie. Quindi diciamo è una figura un po' particolare, molto molto... Un'altra cosa che contraddistingue le streghe
e una cosa che vediamo in realtà in tutti i film, cartoni o fiabe che ne parlano, è il fatto che la strega sa volare. Però noi siamo abituati a vederla volare su una scopa, un po' come la Befana, ma non sappiamo che in realtà questa è una credenza abbastanza recente, perché originariamente la strega volava su una panca, oppure su un animale molto spesso legato al demonio come la capra o il cinghiale. A volte è stata vista addirittura su uno stambecco. E dove vola la strega? Beh, sicuramente non la vedrete andare a comprare il pane e il latte volando sulla sua panca, perché si deve un po' nascondere, vola soprattutto di notte. Ma c'è in particolare un'occasione alla quale non può mancare, ed è il Sabba. Il Sabba è una particolare festa che si tiene ogni giovedì, molto spesso si trova in un prato sotto un noce, dove si riuniscono tutte le streghe e gli stregoni, e molto spesso in realtà partecipano anche i macchiarozze. E cosa fanno le streghe e gli stregoni a questo Sabba? Sicuramente qualcosa di malefico. Beh, in effetti cantano e ballano, fanno festa, un po' come voi fate magari in discoteca o in qualche locale, però loro sono streghe e stregoni, quindi sicuramente è qualcosa di malefico. E queste erano bene o male le caratteristiche delle streghe, i loro poteri, riassunti ovviamente. Ma se voi conoscete una donna e avete il dubbio che sia oppure no una strega, come fate a renderla una certezza? C'è un metodo riconosciuto da più o meno tutti, che è quello della scopa. Cioè, bisogna mettere una scopa in saggina, quindi una scopa di quelle di una volta, di traverso davanti alla porta di casa della strega. E se effettivamente è una strega, non potrà attraversarlo. Si dovrà fermare per contare tutti i fili di saggina che ci sono nella scopa. E perché è così difficile riconoscere una strega? In realtà ci sono diverse leggende che ne parlano, che sono leggermente diverse tra di loro, ma sono tutte legate al tempo in cui, dopo essere nato il bambino Gesù, Maria e Giuseppe scappano dal re Erode che lo vuole uccidere. E per fare, diciamo, un super riassunto, Maria e Giuseppe scappano, le streghe li aiutano a nascondersi con i loro poteri e allora Maria le ringrazia dando loro il potere di non essere mai riconosciute. Questo è il motivo per cui è così difficile identificarle. La domanda immediatamente successiva è: e come si diventa streghe? Come si diventa strega? Tutti quanti sono d'accordo sul fatto che chi nasce col parto podalico, quindi nasce prima con i piedi e poi con la testa, nasce già strega o stregone, questo è senza ombra di dubbio. Però i poteri possono essere anche trasmessi da una strega a una nuova strega, di solito in maniera ereditaria, quindi una strega trasmette i poteri alla primogenita, alla prima figlia. E se lei non volesse questi poteri, allora potrebbe passarli alla secondogenita o al secondogenito. Ma non possono essere trasmessi in qualunque momento dell'anno, ci sono determinate date in cui è possibile farlo, che in particolare sono le date dei solstizi e degli equinozi, quindi le 4 tempora, che sono rinomate per essere delle notti magiche, ma anche la notte di Natale, quindi a breve sappiate che tante streghe avranno la possibilità di trasmettere i propri poteri. Ultima domanda che viene spontanea è: ma come ci si difende dai malefici di una strie? Questo in realtà è anche l'ultimo argomento di cui parliamo, perché un po' mi si sta introttando la lingua. Un po' perché non voglio rendere il video troppo lungo, ma se volete più informazioni a riguardo vi consiglio un libro, vi lascio il titolo in descrizione, che è anche il libro a cui ho fatto più riferimento per queste informazioni. Tra l'altro me l'ha prestato una cara amica che si chiama Giuditta, la ringrazio se sta guardando questo video. Ed è fatto veramente molto bene. Passiamo all'ultima domanda, quindi come ci si difende? Ovviamente di metodi ce n'è diversi e molto spesso però sono preventivi, quindi sono a protezione verso il male e molto spesso richiedono di portare in tasca qualcosa. Può essere un santino, quindi una piccola immagine di qualche santo, può essere del sale, anche il sale fornisce protezione contro il male, oppure lo script. Lo script è una cosa abbastanza particolare, adesso non si usa più. Si faceva a mano ed era un sacchettino triangolare o quadrato, poche volte a forma di cuore, all'interno del quale venivano messi degli oggetti benedetti e veniva tenuto in tasca.
Un'altra cosa che si può fare nel caso in cui ci si trova veramente già di fronte a una strega è il Grop di Saint-Siméon. Bisogna fare, la chiamano la fighe, non so perché la chiamano fighe, forse perché sembra un po', ha un clitoride un po' abbastanza lungo, e con entrambe le mani, quindi facciamo il Grop con entrambe le mani e si nasconde, o così, oppure mettendo le mani in tasca. Ecco, in questo modo si blocca i malefici della strega che abbiamo appena incontrato. Ultimo stratagemma che ho letto in diverse situazioni è l'acqua santa. L'acqua santa si mette magari sopra il letto, vicino alla camera o in una zona in cui stanno soprattutto i bambini, che sono molto spesso i primi oggetti dei malefici delle streghe, in modo da proteggerli. In effetti, quando ero bambino mi ricordo che nella mia stanza i miei genitori mettevano sopra il letto una piccola acqua santiera a forma di Maria con dell'acqua santa dentro. Loro secondo me lo facevano più per tradizione che per altro, però è interessante sapere che originariamente veniva fatto per protezione contro le streghe. Ultimo sistema per proteggersi dal male è il segno della croce. Bisogna farlo 3 volte in presenza del male, quindi in presenza di persone che abbiano ricevuto una fattura, una maledizione, o in presenza di una strega. Infine c'è un sistema che bisogna utilizzare nel caso in cui si riconosca di essere stati maledetti. Magari, non so, avete una piaga che non guarisce, oppure avete i pidocchi, c'è un'infestazione di pidocchi nella vostra scuola, sicuramente è colpa di una stria. Per eliminare il maleficio, inizialmente si va dal vescovo o dal prete e lui sicuramente sa che cosa fare. Altrimenti potete prendere uno dei vestiti della persona maledetta, in particolare la camicia, e dovete batterla sopra al catenaccio del fogolare. Purtroppo la maggior parte delle nostre case ormai non ha più il fogolare, non ha più il catenaccio, quindi è molto più facile andare direttamente dal prete. Ecco, questi erano i sistemi di protezione contro le streghe. Con questo termino il video, vi ringrazio se lo avete visto fino a questo punto, se vi è piaciuto lasciate un like e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, nonché condividete il video con le persone che secondo voi possono essere interessate. Se avete informazioni in più o qualcosa che volete condividere, qualche esperienza personale, quelle sono le più belle, scrivetele nei commenti e ciao belli!